Buonasera, buonasera, benvenuti alla presentazione. Ciao Marco. Ciao Io Massimo. parto in quarta. Siamo qui a presentare il primo libro di Pivio, Diario di una resistenza musicale, della Pegasus Edition. Quindi fresco fresco di stampa, e intanto voglio esordire proprio nel presentare questa prima opera libraria di questo compositore rinomato che in coppia con Aldo Descalzi hanno fatto una miriade di composizioni per il cinema e per la serialità televisiva. Hanno lavorato con Ferzan Ozpetek, con i Manetti Bros, non dimentichiamo l'ispettore Coliandro. Uscirà, spero, a breve, in realtà ottobre-dicembre, uscirà il Diabolic dei Manetti Bros, che lo aspettiamo tutti quanti in maniera veramente fervente. Hanno lavorato veramente tantissimo, hanno vinto un sacco di premi, hanno vinto tanti nastri d'argento, Davide Donatello, ma comunque oggi la veste di Pivio non è quella di un compositore di musica applicata alle immagini, ma quella di un autore, di uno scrittore di un libro particolare. E ci tenevo a esordire in questa presentazione proprio leggendo uno stralcio del capitolo 2 di questo particolare libro. In realtà in questo libro, dove si parla di musica, arte, resistenza alla pandemia e tante forme diverse, comunque sembra che ruotano intorno agli aspetti artistici della vita, nato in una situazione di pieno lockdown, Pive in questo secondo capitolo, in questo stralcio, diciamo, descrive questo brano, The Return, tratto dall'esecuzione dal vivo di un concerto del 3 maggio alla Clac di Genova, in cui dopo 40 anni lui si riunisce con Marco Dino, cofondatore del gruppo Gli Scortilla. Nel testo di questa canzone si parla di alcuni artisti scomparsi da tempo, che sono stati tra l'altro il riferimento, punto di riferimento alto per Marco Dino, per l'appunto, e per Pivio. Il brano termina con queste parole tradotte dall'inglese, perché il brano comunque per l'appunto è in inglese. Loro tornano per portarci nel loro mondo sotterraneo, mentre aspettiamo la caduta, guardando ancora il muro di fuoco e acqua. Ecco, dice Pivio, facciamo qualcosa, non lasciamoci travolgere dal muro di fuoco ed acqua che sta per sommergerci. Non lasciamo che la paura, e chi sulla paura sta ogni giorno costruendo le proprie fortune, ci abbracci definitivamente. Questo paese, ovvero l'Italia, ha bisogno di arte e di bellezza, arte e bellezza che hanno a loro volta bisogno di essere alimentate ogni giorno con cura e passione. La resistenza deve continuare. Ecco, perché parliamo per l'appunto di resistenza. È un termine particolare, quasi sembra strano, va a cozzare un po' con quello che è l'arte, ma in realtà è proprio una resistenza per far sì che l'arte e la bellezza di questo paese, che ne ha di ben donde da regalare, ne ha regalato nel passato, ne regala tutt'oggi, e storicamente è quello più famoso in tutto il mondo per bellezza ed arte, deve continuare a dare. Allora, c'è uno spunto che vuole anche Marco, il mio socio, dire e fare, perché questo libro nasce mentre nasceva anche un altro evento a noi legato, un'altra trasmissione a cui siamo molto legati. Vai Marco. Grazie Massimo. Allora io prima di dare il mio contributo però vorrei a questo punto fare entrare Pivio, anche perché ho bisogno di lui proprio, ed eccolo qui. Ciao Pivio. Eccoci. Ciao Pivio. Ciao. Allora, Pivio è il protagonista di questo libro, però in realtà appunto il mio contributo iniziale vuole essere un ricordo piacevolissimo, cioè che è legato al numero 1, e qui poi in seguito si spiegherà il perché, ovvero la prima, durante il lockdown, l'inizio del lockdown, quindi parliamo a cavallo tra marzo e aprile, tutti noi siamo stati costretti a questo esperimento sociale appunto del lockdown che nessuno di noi conosceva in realtà, e sono venute fuori tante idee. Cioè la clausura secondo me ha tirato fuori da molti di noi delle idee che probabilmente forse neanche si aspettava. E la coincidenza vuole che la prima puntata di Soundtrack City aveva come protagonista Pivio, che noi intervistavamo. Noi ormai siamo arrivati, come sai Massimo, vicini alla 100ª puntata, e su quell'intervista in realtà Pivio mi parlava
non sapendolo, anticipava dei temi di cui poi parlava e scriveva nel libro. Ad esempio Scortilla, ad esempio, sono tanti i momenti, le resistenze e via dicendo. Uno me lo ricordo in particolare però, che io gli chiesi come stava vivendo il lockdown da musicista, e mi rimase impresso, perché questo fa eco anche in me, in quanto, voglio dire, anche io mi occupo di musica. Lui diceva: io in questo momento non riesco tanto bene a fare musica, mi viene di fare altro. Non so se già, Pivio, alludevi o già stavi pensando a questo libro, e quindi l'idea che viene era come è nata l'idea di questo libro, visto che la cronaca di 90 giorni di clausura, di lockdown. Ma guarda, come mi è capitato di dire per ridere qualche giorno fa a un amico, io mi sono ritrovato come un tristo politico italiano, non faccio nomi, autore di un libro a mia insaputa. Ecco. Lui era diventato proprietario di una casa, io mi limito ad un libro. No, allora, com'è che nasce la faccenda? In realtà, appunto, poi semmai leggendo qualche passo diventerà un po' più chiaro. Quando ho iniziato a scrivere su Facebook questo mio diario, perché in effetti è un diario, non sapevo minimamente quanto sarebbe durato, come sarebbe durato, che cosa avrei scritto, no, non sapevo niente, cioè è stato un atto così spontaneo, no? E solo a posteriori, quando sono arrivato magicamente al 90° giorno, perché poi la cosa che diciamo in qualche modo caratterizza questo diario è il fatto che io ho utilizzato per 90 giorni i numeri della smorfia come pretesto per avere un titolo su cui, come dire, fondare le mie ricerche del giorno. E per quindi, insomma, cioè, di volta in volta, a seconda del numero della smorfia, che corrispondeva al numero di giorni in cui ero sostanzialmente chiuso in casa, io partivo da quella cosa e da lì iniziavo a fare ricerca, a scrivere materiale, e ne è venuto fuori una sorta appunto di diario della resistenza, della mia resistenza, quindi con la R molto minuscola rispetto a quella che è ben più seria, che abbiamo festeggiato proprio pochi giorni fa. E lì, nella versione, chiamiamola digitale, erano presenti grosso modo 1 migliaio di link che ti permettevano di ascoltare brani, leggere estratti di libri, vedere film, insomma, qualsiasi cosa fosse funzionale al mio racconto. Chiaramente quando ho fatto questo, cioè, che è fatto di carta, insomma, cioè, vera, no? Tutto tra l'altro è un libro molto interattivo, tra l'altro. Sì, esatto. Il primo, diciamo, grande ostacolo era quello di capire come cercare di riprodurre in qualche modo il senso della multimedialità che era tipica, no, della versione Facebook. E l'ho risolto utilizzando i QR code, che sono 200. Quei 200, circa 200, che sono quei robi quadrati tutti disegnati, no? Che praticamente avvicinati da un robo come questo, lo avvicini e lui automaticamente ti linka, diciamo, al contenuto che è utile per la lettura, no? Che quindi ti permette di ascoltare, magari se sto parlando di un brano, il brano stesso, oppure ti linka all'articolo che serve in qualche modo a dare ancora più elementi di approfondimento, parola a cui io sono molto legato e che in qualche modo abbiamo perso, no? E quindi questo è il meccanismo. Il gioco nasce poi dal fatto che, appunto, fortunatamente questa cosa è arrivata agli occhi di un editore che ha pensato bene di ricoinvolgermi, chiedendo appunto di crearne un supporto, formato cartaceo. Cioè, formato cartaceo.
E quindi è venuto fuori il diario della resistenza musicale, da cui il appunto sottotitolo, ovvero come sono stato salvato dalla musica e la smorfia, perché chiaramente appunto la smorfia diventa il pretesto e la musica è molto presente. Infatti io adesso non so se siamo ancora soli su questo mondo, capitemi a me, come Sì, no? temo di sì, ma No. no? No, Non no, siamo no, soli? no, 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 non Non siamo siamo soli. soli? Allora guarda, Pensa, non siamo soli. io mi farei aiutare a questo punto da una persona a cui sono molto legato. Ah, no, no, in quel senso lì purtroppo sì, siamo soli. soli. In quel senso lì purtroppo siamo soli. Lo diciamo, forse alludi a Flavio Brighenti che ahimè Sì, ancora non è dei che ancora non è dei nostri, non è dei nostri, Vabbè. ma noi siamo Arriverà, fiduciosi. arriverà, speriamo siamo Arriverà. fiduciosi. Comunque, allora, andiamo avanti. Io volevo in effetti leggervi un passo che è l'inizio del libro, sostanzialmente, che in qualche modo spiega il meccanismo a cui stavo andando incontro, no? E poi vorrei legare questo breve passo al fatto che, dato che comunque noi vogliamo in qualche modo divertirci, e a dimostrazione che nonostante io sia genovese diciamo che nel corso della... lo ha detto lui, non l'abbiamo diciamo detto che noi. c'è un contest che un genovese forse non avrebbe fatto, però no, diciamo, però a invece volte, lo faccio una volta l'anno, infatti una il se genovese me licet insanire, sarebbe di solito nel periodo diciamo di carnevale. Noi che arriviamo in ritardo notoriamente lo facciamo oggi e quindi nel corso di questo nostro incontro io vorrei lanciare 3 domande che sono legate sempre al giochino qui, lui, e chi interverrà dando la risposta giusta per primo riceverà comodamente in regalo appunto lui, il libro, debitamente sottoscritto e autografato allora ricordiamo magari una cosa, siccome poi il nostro programma è registrato e rimarrà online, se le domande di questo signore saranno così difficili, diciamo che anche dopo la chiusura di questa diretta possono scrivere nella chat del post e Pivio sarà lì presente sempre come la Clerici esatto. A rispondere esatto, nei secula seculorum. Va bene, guarda, allora prendo il libro e vi leggo questo piccolo estratto. Che bello, vuoi che ti metto una musica tipo quella del, che ne so, quella tipica tipo Quark, tipo quelle cose un po'... No, niente. No, perché di musica ce n'è troppa, come racconto anche proprio nel numero 55, di cui parleremo, che è il giorno della musica, almeno nel diario, e quindi si può anche vivere anche senza musica, perché proprio vivendo senza musica, come si è vissuti senza la possibilità di uscire, si apprezza meglio quello che ci viene a mancare. Vabbè, vado. Giorno 1. Ho gli occhiali perché sennò non vedo una sega, scusate, ma sono vecchietti. Allora, è ufficialmente iniziata la resistenza. Non è sicuramente comparabile con la resistenza con la R maiuscola, ma è pur sempre resistenza. Stasera ho potuto presentare alla Casa del Cinema di Roma l'album Fahrenheit 999, forse preferite 999, degli Scortilla, il gruppo musicale cofondato 40 anni fa con Marco Dino, in un contesto che ha dell'inverosimile per poter rientrare nelle condizioni indicate dall'ordinanza ministeriale sugli spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico. Fuori dalla lettura era il 5 maggio. Il lockdown vero e proprio parte 3 giorni dopo. Ma nonostante le limitazioni che mi hanno costretto ad invitare un numero estremamente selezionato di amici ed operatori del settore, lo abbiamo fatto ed è stata, almeno per me, una serata bellissima. Quante serate bellissime potremmo ancora passare? L'uso del condizionale si rende necessario perché quella che oggi sembra essere una forte limitazione dell'accesso agli spettacoli dal vivo in un prossimo futuro potrebbe sembrare addirittura un lusso che non potremo neanche più concederci. Nell'aria già si sta palesando una parola che assume tutti i toni da veri minacciosi. Lockdown, ovvero confinamento, chiusura totale. Non ci voglio neanche pensare.
Diciamo che per ora mi sono goduto anche la possibilità di vedere proiettati 3 video da altrettante canzoni tratte da Fahrenheit 999 su uno schermo degno di essere chiamato tale. È stata un'esperienza davvero emozionante che mi ha rifatto riflettere su come anche questa forma di spettacolo e la promozione di se stesso potrebbe trovare un suo percorso autonomo, eccetera, 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 eccetera. Poi nel frattempo vediamo la foto di cui tu parli, sì. e posso dire una cosa: questa foto la facemmo vedere sempre in quella prima puntata di Soundtrack City, e allora mi fece un effetto piuttosto forte, perché era la prima volta che vedevo questi foglietti, uno sì uno no, poi ci siamo abituati tutti quanti, ma vi assicuro che la prima volta che ho avuto modo di vedere questa fotografia mi ha colpito veramente tanto. Immagino quanto ha colpito te, visto che eri lì live alla Casa del Cinema. Sì, e chiaramente appunto non era ancora chiarissimo cosa stava per succedere. Infatti, a posteriori, quando ho rimesso le mani sulle varie cose che avevo scritto giorno dopo giorno, ho scritto un postscriptum che leggo. Sto leggendo quello che avevo scritto più di 3 mesi fa, il 5 marzo, in occasione del giorno 1 della Resistenza. Decisamente non potevo sapere dove mi avrebbe portato questo diario, ora lo so. Perché in effetti poi i 90 giorni si sono conclusi quando siamo usciti dal lockdown, no? Con un bagaglio di esperienze pesanti, insomma, no? Però ancora non sapevamo dove saremmo potuti arrivare dopo, no? Perché in effetti, cioè, sono successe tante altre cose ancora. Quindi, insomma, questo libro racconta l'inizio e quella che sembrava essere la fine. Un saluto a Lisa vabbè, io lancerei la prima domanda. Sì, tanto dopo ne parliamo, quindi vai. Okay. Vai, parti col contest, dai. Allora, la domanda si riferisce al giorno 1, cioè, e quindi al numero 1 della smorfia. Per la smorfia il numero 1 è l'inizio, l'origine, non a caso, ma anche la patria, che in questo caso diventa l'Italia. Allora, la domanda che faccio è questa: qual è il secondo album, che peraltro cito nel diario proprio in occasione del contesto? Scusate, ci sono cose... No, mi manda... Scusate, un messaggio di Flavio che dice che non ha trovato le indicazioni. Abbiate pazienza, documentazione di servizio. Io gli rimanderei, diciamo... Va bene, gli rimandiamo il link. È bello, perché... È bello della diretta. È bello della diretta, e qui non posso far altro che citare nuovamente una citazione che faccio regolarmente di Brian Eno, che è appunto... onora ogni tuo errore come se fosse un'intenzione nascosta. Bellissima. Però io poi ti direi anche di ringraziare quella bellissima e colta donna che ti ha portato il messaggio, la tua valletta di casa, il dispaccio, a cui è dedicato il libro, vorrei anche dire. Sì, ecco, vedi. Allora, dunque, dicevo, torniamo alla domanda. Vai. Qual è il secondo album citato nel diario dell'artista italiano associato al numero 1 per una sua canzone dedicata alla patria? Vabbè, quindi, questo è facile, rispondo io e mi regali un libro, dai. A te arriva dai, diciamo le cose bene. No, cioè, che tristezza, dai, no spoiler. Allora, non possiamo rispondere. Qual è il secondo album che questo artista, ovviamente italiano, il secondo album, ha scritto? Io ne parlo proprio il primo giorno, e lui è diventato famoso per tante canzoni, ma una in particolare cita la nostra patria povera. Vabbè. Qua peggio della Clerici, è stato peggio della Clerici, veramente, proprio hai sbragato che neanche veramente. Allora, chiunque volesse rispondere a questa domanda può farlo direttamente nella chat di questo post che vedete su Musa Web, su Soundtrack City, su Colonne Sonore
e quant'altro, insomma, qui sotto. Se non lo sapete, vabbè. Comunque andate io a comprare subito il libro di Pivio e datevelo a... No, sai, Allora. se non lo sapete, purtroppo quel mondo lì, di quell'artista lì, non è proprio conosciutissimo, perché lui lo si conosce da un certo momento in poi. Sì, però quel titolo che hai fatto, dai, è uno dei pezzi... Gli ha aggiunto povera a patria, vorrei dire, non è che... Però io voglio sapere qual è il secondo album. Diciamo che Non quella l'album, è la ma cosa. Esatto, diciamo che quella è la cosa. E c'è qualcuno che ci dice, ci arriva vicino, ma non è quello che tu vuoi sapere, no? Aspetta che controllo, perché Ubaldo no. Oliveri dice allora, Battiato. diciamo che esatto, l'artista l'hai beccato, però a questo punto poi c'è chi, diciamo che Pollution. dai, glielo passiamo lo stesso, dai, Sì, glielo passiamo lo stesso. Sì. Quindi a Mario Coppola va bene, dai. Ok. Mario Coppola ha vinto, sì, il disco è Pollution, infatti. Pollution. No, però senza C, dai, diciamo. Senza C. Vabbè. Diciamo che è una polluzione senza C, diciamo. Abbondandis in abbondandum. Senti, ok, allora Mario Coppola ha vinto il primo libro del genovese Pivio, e quindi questo è un fatto. Sappiate che in questo Senti, invece sta versando una lacrima per questa cosa qua. Invece a Pivio volevo fare una domanda seria del contatto della persona per mandarglielo. Certo, che ci manda Mario Coppola il suo indirizzo di casa, tutto. Ok, allora magari dopo mandiamo, se non vuole averlo ovviamente non lo può scrivere, così dopo alla fine scriviamo la mail di Soundtrack City, anzi, così tutti quanti, chi vuole, chi vince, anzi, può scrivere direttamente. Al suo tempo Rovazzi con Fede, si gli diamo il numero di telefono personale di Pivio, di casa, vabbè, mi fa venire in mente una cosa che forse mi sa che cito anche nel libro. Scusate, piccolo... Io te la butto lì, capito? Allora, io molto spesso vado ad un festival che si svolge all'Enola. È un festival di cortometraggi ed è un festival molto divertente. Il direttore del festival, alla fine della serata finale, praticamente offre i premi a chi di dovere. Molto spesso le persone non sono presenti lì perché l'Enola è un posto... non facilmente raggiungibile, insomma, vabbè, ok. E in più questa serata di solito si prolunga nel tempo, va avanti tranquillamente fino alle 2-3 di notte, e quindi regolarmente il tipo chiama i vincitori al telefono dicendo: e adesso chiamiamo il numero, e dice faccia la prima e scatta l'applauso regolarmente. Scusate. Allora io volevo dire, la novità è che nel frattempo io vedo nel backstage Flavio Brighenti, e quindi se sei d'accordo lo farei entrare. Il grande giornalista Flavio. Ecco qui. Salve. Eccoli, buonasera a tutti. Buonasera. Scusate il ritardo, come si dice. Certo. C'è stato qua un qui pro quo, anzi uno status quo, un tutto qui pro qua, ecco, una cosa del genere. Però è bello sapere di poter contare su solidi mezzi tecnologici. Il mio computer praticamente è defunto e quindi sto lavorando si fa per dire, sto usando il telefonino, ecco. Ok. No, la cosa buffa è che io prima vi seguivo, sentivo qualcosa e dicevo, ma poi ho capito qual era il problema, va bene così, eccoci. Cosa dire? Voi avete già detto tutto, suppongo, però la cosa che a me piace raccontare è questo. Io e Pino ci conosciamo da una vita, tra l'altro di recente, proprio nell'occasione da cui in qualche modo è nato tutto, è data l'idea poi successivamente di fare questo libro, eccetera, è anche la copertina del libro, no? Quell'ultimo flash di luce propria prima del lockdown tremendo, dove non si aveva ancora la percezione di quello che sarebbe accaduto. Ma in quell'occasione specifica, cioè parlo della presentazione dell'album di ritorno degli Scortilla, Fahrenheit 999, ho scoperto che in realtà conosco Pivio da più tempo di quanto lui conosce la moglie,
cioè la nostra diciamo amicizia eccetera, risale veramente alla notte dei tempi, e posso garantirvi che quest'uomo che io vedo alla mia destra adesso, ma insomma in realtà credo che sia un po' il padre da un punto di vista proprio artistico, è un personaggio che ha la capacità di non perdere tempo mai. Io non so come faccia, io sono un perditempo proprio come cioè ho estro per perdere tempo e buttarlo via, che in certi momenti devo dire anche una cosa piacevole ovviamente, ma invece Pino riesce sempre a capitalizzare il tempo, che è una bella cosa, perché in fondo è una delle quelle cose che l'abbiamo veramente contingentato, ciascuno di noi sa di poter avere un tot di tempo, non è infinito, ed è bello che per un perditempo come me, a un perditempo come me corrisponde invece un uomo invece che non ne perde di tempo, perché anche quando sembra perderne, in realtà non ne perde. E quando Pivio ha iniziato a fare questo suo chiamiamolo tra virgolette gioco dei numeri della smorfia con i rimandi a canzoni, storie eccetera eccetera, dicevo ma che bella idea, in fondo da un certo punto di vista sembrava quasi quei giochi, chiamiamoli così, su Facebook, tipo i 10 dischi più belli del mondo, quelli che ti prendi sull'isola, eccetera, eccetera. Però poi lui è andato oltre, ha proseguito, e io dicevo, ma dove vorrà arrivare? E in pratica, con quei suoi 90 giorni di resistenza, è come se avesse dato un po', esagero, ma un po' il senso della vita per lui. Ruotando intorno a quello che è il suo mondo, quello che è la sua fantasia, quello che è il suo modo di intendere la musica e l'arte, e alla fine è riuscito in un'impresa pressoché sbalorditiva, cioè usare contemporaneamente, sfruttare al meglio il tempo e sfruttare al meglio anche il mezzo, cioè Facebook, con la possibilità di interazione. Due cose che però vanno anche oltre, perché poi alla fine vediamo che avete fatto questa grande idea di stampare, insomma averlo su carta stampata, questo intervento, come dire che si può vivere anche di tanti media insieme, ma quello che conta è avere l'idea di partenza, avere la fantasia e avere la cultura, che sono tre elementi che per fortuna non fanno difetto al maestro Pivio. Grazie, Pivio. A parte che devo dire che in realtà vi ricordate che chi era il grandissimo Guzzanti che aveva trovato la storia degli spingitori di cavalieri, no? Ricordate la storia? In realtà Flavio è spingitore di Pivio, ma Pivio è spingitore di Flavio, perché anche Flavio su mia esortazione continua poi ha messo in pratica una cosa che spero si riprenda presto, perché Flavio ha avuto nella sua vita tante occasioni di conoscere ovviamente tanti artisti, tante persone interessanti, ovviamente non sto parlando di me, ma tra questi ne ha conosciuto uno in particolare molto molto bene, che è Fabrizio De André. E quindi lui ha avuto nel tempo la possibilità di raccogliere testimonianze dirette, no? Che poi prima che succedesse il disastro, ha potuto anche raccontare diverse volte in uno spettacolo teatrale, no? E io per anni ho detto a Flavio, ma cazzo, ma con tutta l'esperienza che hai fatto, tu devi concretizzare questa roba qui, no? E quindi mi assumo un millimetro del fatto che ti ho rotto i coglioni per una vita dicendo queste cose devono avere una loro vita, e quindi Flavio, ecco. ma in tutto questo avete mai fatto qualcosa insieme? Mangiato tante volte? No, qualcosa insieme, voglio dire, qualche progetto artistico o editoriale, insomma, avete mai collaborato insieme a un medesimo progetto? Diciamo che lui è stato cassa di risonanza molte volte soprattutto innanzitutto proprio della vita di Scortilla, no? Cioè, ecco. Anche Flavio abitava a Genova e scriveva per il Lavoro all'epoca,
poi assorbito dalla testata Repubblica, e lui è stato uno dei testimoni di quel momento specifico in cui in qualche modo sono artisticamente nato. Ecco. Quindi quando mi raccontasti che metteste a ferro e fuoco, anzi un palco, non mi ricordo di quale locale, lui c'era Flavio? Non mi ricordo, all'Udrix. No, in realtà quella volta non c'ero, non amo il fuoco, men che meno il ferro. No. Pensavo che avessi trovato l'accendino per appicciare. Mi rifaccio alla sua stessa descrizione di Pivio, sì, quindi... Sì. No, beh, quello che posso dire di sicuro, con certezza proprio assoluta, avendo condiviso comunque quell'epoca in cui eravamo tutti con qualche annetto di meno e con qualche entusiasmo di più, oppure entusiasmo da utilizzare in forme differenti. Diciamo che Pivio, insieme a quel gruppo che si chiamava Scortilla e che comunque ancora vive, come orgogliosamente rivendica il Pivio stesso, no? Si capiva che avevano una marcia in più. Nel senso che io, con tutto il rispetto di una scena veramente molto molto vitale, molto originale, anche molto corposa, con parecchi artisti, con tante idee. In quel periodo, gli anni '80, effettivamente la scena della new wave e post-punk genovese era davvero ricca. Però ripeto che, con tutto rispetto per tutti gli altri, cui ancora sono in contatto con tanti di loro e che so persone capaci, di qualità sicuramente, di estro, però gli Scortilla, Pivio e Marco Dino in particolare, che erano i due leader del gruppo, avevano sempre quello scatto in più, che era il fatto di stare attenti magari al look, un particolare del look, un particolare della messa in scena, un arrangiamento particolare in una determinata canzone, un effetto speciale, uno strumento utilizzato in una certa maniera. Avevano sempre quell'ideuzza in più che è tipica, devo dirlo, dei musicisti bravi, molto bravi. Ecco, io penso che, per esempio, adesso faccio un piccolo slittamento, dagli Scortilla al duo ormai celebrato del cinema Pivio e Aldo Descalzi. Ecco, io sono convinto, ma voglio dire, lo dico con assoluta certezza, Pivio e Aldo Descalzi, se invece di essere nati a Genova fossero nati a Londra o a New York, faccio due città non a caso, cioè sarebbero conosciuti in tutto il mondo. Ora magari lo sono ugualmente, perché non voglio neanche sminuire il fatto che con i Davide Donatello vinti, le decine e decine di colonne sonore firmate per il cinema, per la televisione, eccetera eccetera, siano sicuramente conosciuti, se non altro, nell'ambiente di riferimento, quindi parlo dell'ambiente musicale e dell'ambiente cinematografico. Però io sono convinto, ripeto, che in un'altra situazione logistica e geografica sarebbero conosciuti come, adesso non voglio fare nomi, insomma, però insomma di quegli artisti che tutti conoscono e insomma, di quelli che vengono celebrati tra l'altro spesso nelle pagine del libro di Pivio stesso, no? Quando fa riferimento a tanti gruppi, ma io penso che ne so, partendo dai King Crimson in giù o in su, fate voi, David Bowie e compagnia, eccetera eccetera. Siamo su quella lunghezza d'onda lì, insomma. Certo, Pivio ha qualche anno in meno di Robert Fripp, di David Bowie, eccetera eccetera, però è il mondo di quegli artisti che, ripeto, hanno sempre quello scattino in più, quell'idea in più, quella capacità di vedere già un attimo prima degli altri il futuro. E lo dico non per amicizia, io lo dico con tutta sincerità, cioè io ogni volta che ascolto una colonna sonora firmata da loro due, o un disco solista di Pivio, o un ritorno in scena degli Scortilla, oppure vedo Pivio su un palcoscenico, dico tutte queste cose le percepisco, e non le percepisco, credetemi, per amicizia. Io sono quasi 40 anni, per quasi 40 anni ho fatto il critico musicale e ne ho visti veramente di tutti i colori,
bravi, meno bravi, intelligenti, pecoroni riciclati, ho visto qualunque cosa. Geni ne ho visti pochi. Devo dire, ecco, non è una parola che butto lì a caso. Cioè, Pivio, se avesse fatto qualunque altro mestiere, secondo me l'avrebbe fatto alla stragrande. Non a caso faceva, insomma, anche altro prima. Ha sempre fatto bene tutto quello che faceva, perché evidentemente ha quel passettino in più, appunto. E poi adesso però mi taccio, e semmai torno dopo, volentieri, siccome quello che in termini ormai calcistici, ma ormai è una parola in uso comune, mi ha tirato l'assis per lo spettacolo mio, magari più tardi ne parlo, ecco. Va bene. Guarda, anche perché ha dato l'assist alla seconda domanda di Pivio. Sì, Flavio, questo è veramente sincronicità, no? Allora, no, stavo cercando un aggancio, ma me ne hai dati più di uno. Allora tanto diciamo che quando sarò triste mi riascolterò questa e mi rivedrò questa registrazione, cioè perché... è fantastico, la più grande gratificazione, il più grande elogio che potevate ottenere tu e anche Aldo, ovviamente. Detto ciò, allora, dato che parlavamo di mondi lontani, di Stati Uniti, volevo lanciare la seconda domanda. Ma prima di lanciare la seconda domanda, e capirai anche perché a questo punto c'è il super aggancio, leggo un altro piccolo passo che è relativo al giorno 39. Questo anche a dimostrazione del fatto che in questo libro, col fatto che speculare mi frega sempre, si parla di tante cose, no? E nel giorno 39 dico questo. Per la smorfia il 39 è la corda al collo, mumble, più o meno quella che mi sento da più di un mese, e ovviamente sono in ottima compagnia. Ma a proposito di impiccato, questa è un'immagine che mi riporta immediatamente a certi film western col classico presunto fuorilegge che penzola e viene salvato dal ragazzino che a sua volta si unirà al fuorilegge per la vendetta finale. Bene, in realtà nel vero West c'è chi è riuscito a superare tali piccole fantasie, ovviamente in peggio. Conoscete la storia di Big Mary? Non si tratta di una donna a sovrappeso, bensì di un elefante, e la sua storia è più o meno questa. Nel 1916 Red Eldridge era stato assunto dal circo Sparks. Tra l'altro Sparks avrei potuto utilizzare anche Sparks per la domanda, come aiutante dell'addestratore degli elefanti. Il 12 settembre venne ucciso dall'elefantessa chiamata Big Mary nel Tennessee, dopo aver utilizzato la punta di un gancio sul corpo di questa perché si era fermata a raccogliere una fetta d'anguria con la sua proboscide durante la marcia di presentazione del circo in città. Nonostante gli fosse stato detto che Big Mary aveva un carattere piuttosto irascibile e ribelle, Red continuò a pungolare col gancio Big Mary e per farla riprendere nella marcia, no? A quel punto, decisamente incazzata, afferrò il giovane con la proboscide, lo lanciò contro uno stand di bevande per poi schiacciargli la testa con una delle sue zampe. Lo vedi che a forza di rompere i coglioni poi le persone perdono la testa, nel vero senso della parola. All'epoca, quando succedevano incidenti del genere, i proprietari del circo cambiavano immediatamente, in fretta e furia, il nome dell'elefante che aveva creato il problema, e quindi tentavano di venderlo ad un altro circo sotto mentite spoglie. Questo meccanismo mi dice qualcosa. In questa occasione, invece, il proprietario non fece in tempo a nascondere il misfatto e quindi, per evitare che il nome del suo circo venisse infangato da quella storia, decise di uccidere pubblicamente l'elefante. A questo punto, dovendo organizzare una vera e propria esecuzione pubblica, e in questo gli americani sono una certezza, si pensò inizialmente di uccidere Big Mary, con del veleno inizialmente e poi con dell'elettricità. Ma in entrambi i metodi furono scartati per due ragioni. Sembra che Big Mary fosse veramente molto intelligente e quindi non si sarebbe fatta ingannare da un semplice veleno. Inoltre, nel Tennessee non erano ancora in grado di erogare abbastanza energia elettrica per arrivare ad uccidere un elefante di quelle dimensioni, stiamo parlando di roba di 5 tonnellate. Per cui, alla fine, il proprietario del circo decise di utilizzare un metodo che aveva sempre dato ottimi risultati con gli uomini, ed era sufficientemente spettacolare, perché comunque stiamo parlando di un circo, quindi chiaramente, insomma, lo spettacolo è importante, no? E
e quindi decidono di impiccarlo. Impiccano l'elefante. Per impiccare Big Mary usarono un enorme gru e una catena di ferro. Il primo tentativo andò malissimo, la catena si spezzò e l'elefante cadde pesantemente sul terreno, spaccandosi anche un'anca. Solo in un secondo momento si è scoperto che in realtà questa povera elefantessa era anche legata ad un morso attraverso un'altra catena, quindi non potevano tirarla su, no? Poi quando hanno fatto il secondo tentativo, l'impiccagione venne conclusa portando alla morte il pachiderma, che venne poi seppellito nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuta l'esecuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la storia va avanti. La domanda. E quindi il secondo contest. Allora, qual è l'album dei King Crimson, vedi Flavio, in cui si fa riferimento alla parlata, o se preferite alle parole degli elefanti? E qui facile, ma chi è che risponde? Chi è che risponde? No, questo è un aiutino. Adrian, l'aiutino è già che aiutino vogliamo, più aiutino di così, insomma, voglio dire. Un nome, Adrian Bilou. Io dico solo questo e poi chi vuole capire capisce. Certo. Allora, noi attendiamo come prima. Questa è un po' più complicata di quella di Battiato, ovviamente, le risposte nella chat di Musa. Ecco, qui qualcosa è arrivato, vediamo che cosa ci dicono. O di Sound vabbè, ma vince tutto Mario Coppola qui. Però tu hai chiesto l'album, scusa, o il titolo l'album. Bravo Mario. Senti Mario, passa a casa di Pipio. Vorrà dire che regalerai una seconda copia, però a questo punto, visto Mario che sei così preparato, la terza. Non la dire. Non rispondere. Diciamo che potremmo fare un secondo contest bis. Esatto. Per vedere se magari, che so, la buttiamo lì. Se no, invece che parlare del mio libro, parlerò di questo, grammatica giapponese. E qui, caro Mario, io non so se te la cavi bene, ma se io ti dico... No, non ci vedo, scusate. Aspetta, c'è anche chi è più preciso. Luca Cresta dice che il brano è Elephant Talk. Allora mi sa che vince Luca Cresta, dai, la seconda copia. Va bene. Non se ne abbia male Mario, direi che la prima, se no apre un chiosco Mario. Si mette a vendere sotto casa i libri di Pipio, che tra l'altro adesso, scusate, per erogare questo premio adesso ti fai dire però la formazione al volo senza dare il tempo di andare a vederla su Facebook, la formazione dei King Crimson di quel disco lì. Io la so, però io lo so. Allora, dai, batteria, vai, batteria. Sei tu che devi rispondere, Pivius, No, tu che devi batteria. Certo, puoi vincere una copia del tuo libro. Bravo. Ma lo diciamo per gli altri. Hai vinto una copia del tuo libro, dai, vai. Tony Levin e il suo stick, poi chitarra, no, l'altro, il fondatore, dai, il fondatore. Robert Fripp, che è famosissimo, anche lui ha trovato un passatempo durante il lockdown, lui e sua moglie. Addirittura Robert Fripp in tutù, andatelo a vedere perché è una cosa spettacolare. In particolare, ho capito. No, da un serio come Robert Fripp io non me lo sarei mai aspettato, insomma, di vedere. Quando si dice chercher la femme, vero. Tolga gli aveva veramente cambiato la vita, perché il maestro serioso delle teorie della 6 corde, eccetera, di Frippertronics, eccetera, da quando ha trovato quell'amore, insomma, è cambiato tanto lui, molto, anche artisticamente, diciamolo. Tutto sommato ci è più simpatico adesso, insomma, assolutamente. Un po' più umano, un po' più... Tra l'altro, visto che siamo nell'angolino della promozione, non necessariamente in questo, sono pessimo. Ma ad esempio, questo, aspetta, così, questo qua, no, esatto, è uscito proprio in questi giorni il nuovo disco di Fripp. Hai visto? Solista. Facciamo promozione ad altri, giustamente. Esatto.
che potete acquistare andando sul DGM, mi sembra si chiami il sito, che sta per Discipline Global Music, no, Global Music? Quante ne sa Sì. Figlio, ragazzi? Vabbè, È una mente... adesso che sarebbe il sito ufficiale, insomma, di tutto ciò che ruota attorno ai King Crimson, e c'è questo disco solista che io ancora non ho sentito, ma ho ricevuto ieri l'email in cui, dalla newsletter, che dice appunto che è uscito questo nuovo disco, insomma. Senti, Pivio, ti volevo chiedere una cosa, visto che comunque io e Marco solitamente parliamo di colonne sonore, parliamo di musica applicata alle immagini, sia su Soundtrack City che poi sulla mia rivista colonnesonore.net, ci tenevo a far sapere a chi ci sta seguendo, che è un patito sostenitore, un collezionista o comunque un frequentatore delle colonne sonore, della musica per il cinema, per la serialità, quanto di Pivio e Aldo Descalzi, ma quanto del vostro rapporto con la musica applicata alle immagini c'è in questo tuo libro, che comunque non è un libro di un compositore di musica applicata che parla di se stesso, cioè non è una biografia, o comunque... No, sì. Però c'è. No, chiaramente c'è. Allora, vabbè. Ecco, vedi? Flavio, ecco. Sto tentando con molta difficoltà. Se conoscevate questo Crimson Project Live in Talk, qui è l'altra formazione di altre situazioni crimsoniane senza Robert Fripp, esatto. Sempre di Adrian Bilow. Scusate. Non lo conoscevo. Questo non lo conoscevo. Se volete faccio l'effetto figurine, cielo. Mi dovrei spostare. Sì, certo. Che io sono rimasto, scusa, e qui se entriamo col filone King Crimson non ne esciamo più. Io so che il signor Biliou è stato mandato via poi da Fripp, ma poi rientrato amichevolmente come il nono King Crimson. Questo è quello. Sono rimasto lì. Ci sono delle novità che voi sappiate? Una ne pensano e 2000 ne fanno, quindi credo che tra un po' ci sarà un'ulteriore invasione di documenti storici e non, insomma, so che stanno ancora lavorando. Comunque, tornando alla domanda di Massimo, chiaramente io dicevo, il libro nasce appunto in maniera spontanea a tutti gli effetti, e in quanto spontaneo nel libro ovviamente parlo spesso della mia attività di autore di colonne sonore. Credo di aver anche dedicato proprio un giorno in particolare proprio alla mia prima colonna sonora fatta al Bagno Turco, che era appunto il Bagno Turco di Ferzan Astor. Tra l'altro il prossimo anno sono 25 anni dall'uscita. Quindi colonna sonora storica, questo lo dico io. Tra l'altro già ripubblicata in vinile. Esatto. Infatti, diciamolo. Ha preceduto il 25ennale. Esatto, stavamo pensando tra l'altro con Aldo, ne parlavamo proprio qualche giorno fa, se non fosse il caso di fare queste operazioni un po' furbette, di fare il concerto in cui eseguiamo la colonna sonora, no? Che meraviglia. Che meraviglia, ma ci siamo detti è troppo da furbetti, non lo faremo. Bene, perfetto, ok. Peccato, però. Peccato. Questa delusione così indiretta. Ma faremo delle altre cose che non sarà. Va bene. Sai che non cerchiamo sempre di non stare fermi, come diceva Flavio, insomma, per cui avremo modo di festeggiare il 25ennale di quella colonna sonora in un altro modo, che sarà un po' meno furbetto, un po' più sentito. Vabbè, ne riparleremo presto. No, quindi certo che, scusami se ti interrompo, Pivio, no, riprenderei un attimo la palla al balzo di, non mi ricordo chi tra Marco e Massimo chiedesse prima se abbiamo mai fatto delle cose insieme. Marco. Artisticamente parlando, sai che non sarebbe mica male la coppiata dello spettacolo su Fabrizio con qualcosa tu e Aldo? Vedi? Ci potremmo pensare. Vabbè, ma lì c'è già un format molto preciso. Allora, tanto per capirci, lo spettacolo racconta appunto attraverso quello che lui ha scritto, Flavio, nel corso di tanti anni, il suo rapporto molto personale e molto privilegiato con Faber, no? E oltre al fatto che Flavio è sul palco a raccontare assieme a mia moglie Carmen Giardina,
quello che lui ha scritto, quindi reinterpretandolo in maniera come si fa a teatro, insomma, no? A tutti gli effetti, ma c'è anche un gruppo che suona e reinterpreta le canzoni di Fabrizio, e è un gruppo fantastico, diciamo che è in qualche modo una formula riveduta e corretta dalla piccola banda Icona, riveduta e corretta. Diciamo, tre quarti della banda Icona con una diversa cantante, che è Raffaella Siniscalchi, sì. Quindi, tra l'altro, da cui è nato il progetto della revisione in quella chiave dei pezzi di Fabrizio. E quindi, insomma, mi sembra che quel format lì sia perfetto, anzi deve riprendere a vivere come dovrebbe riprendere a vivere tutte le cose che non abbiamo fatto in tanto tempo. Tra l'altro, scusa, allora, sempre questo libro. No, infatti sarei, guarda, ansioso di leggere quest'ultimo passo sì. perché dalla stura lo so io che cosa, caro Pivio. Allora, facciamo così, leggo un terzo passo, che è il giorno 55. Il giorno 55 nella smorfia è la musica. E infatti, oggi 55esimo giorno, bla bla bla, rullo di tamburi, per la smorfia il numero 55 è, poi ci sono puntini, la musica. Leggo sempre più spesso in questi giorni lettere aperte, interventi, pensieri, mugugni è tipicamente genovese, scusate, ma ovviamente un po' di genovesità nel libro c'è, e anche qualche proposta concreta per affrontare l'oggi e il domani della musica ai tempi del coronavirus. Qualsiasi sia l'idea che si possa avere della faccenda, sia che si possa definire direttamente coinvolti e che si viva la musica da semplice spettatore, una cosa è certa. Fatta salva la necessità fondamentale di preservare la salute di tutti e quindi premesso che è necessaria ogni cautela per ipotizzare la vera ripartenza delle attività che di musica vivono, e mi limito a questo ambiente visto che il numero di oggi è dedicato a questa arte, perché in realtà ovviamente nel libro io ho parlato di tutte le arti, dalla danza al cinema, appunto, alla poesia, eccetera, eccetera. La cosa certa è che chi vive di musica deve prendere o ha già preso consapevolezza di essere irrilevante o comunque percepito come tale. Tranquilli, vale anche per le altre arti, ovviamente. Il fatto che centinaia di migliaia di persone siano impegnate, molto spesso saltuariamente, ma non certo per loro desiderio, perché certo che invece preferirebbero poter avere maggiore continuità lavorativa, a realizzare concerti, dischi, video, tutto l'indotto del caso per troppe persone costituisce di fatto sostanzialmente un qualcosa di irrilevante ai fini della produzione nazionale. Vi ricordate il celeberrimo con la cultura non si mangia? Anche se a onor dire il vero, quella frase è un falso storico, sì, perché in effetti si è parlato tanto di questo con la cultura non si mangia, che funziona molto bene, ma in realtà la frase giusta sarebbe stato: non è che la gente la cultura se la mangia. Che forse è anche peggio. Che forse... Esatto, no? Vabbè. E credo sia indubbio che musica e cultura, e questo almeno finché non dovesse succedere come in un episodio ipotetico di Ai confini della realtà, in cui da un momento all'altro la musica sparisca. E io mi fermerei nella lettura, vorrei andare oltre, ma diventerebbe molto lungo. Però è interessante il fatto che, e mi riallaccio in qualche modo a quello di cui si parlava all'inizio, che in effetti purtroppo di musica ce n'è pure troppa. E un po' di silenzio ogni tanto non sarebbe male. D'altronde ogni buon compositore che si rispetti gioca sul fatto che ci siano i silenzi, sul fatto che ci siano le pause, per dare più spazio al pieno, no? Ora diciamo che in questo ultimo periodo il silenzio è stato troppo silenzioso, quindi forse avrebbe la pena di nuovo di fare un po' di casino, insomma, di poter veramente riprendere a suonare dal vivo, riprendere a fare concerti in qualche modo. Tra l'altro adesso ho letto che a giorni ci sarà questo tentativo, non so bene quale sarà la formula, di fare il concerto il 1° maggio. Sì. Credo che lo facciano alla Cadea qui dell'Auditorium a Roma, sì, solo con un palco aperto, ma basta. Credo che sia qualcosa del genere, e credo che forse ci saranno anche dei contributi preregistrati, non lo so, non importa. Comunque l'importante è di nuovo far sentire la propria voce,
e riprenderci quello che in qualche modo sostanzialmente abbiamo perso, anche se in realtà poi, come spesso le cose succedono, cioè come dicono i cinesi, che un problema può trasformarsi anche in un'opportunità. Chi ha saputo cavalcare la tigre, e qui mi rifaccio invece all'amico di Robert Fripp, Brian Eno, perché esiste un disco che parla di questo. Anche la pandemia è stata in realtà un'opportunità per molte persone, intanto per ripensare alle cose che faceva e per trovare magari delle soluzioni alternative che adesso esistono. Sono delle soluzioni che potrebbero essere, diciamo, complementari al fatto di poter fare dei concerti dal vivo, no? Che sono quindi i concerti, chiamiamoli in streaming, magari non semplicemente una riedizione che diventa triste di un concerto come se fosse fatto dal vivo, ma registrato sostanzialmente, ma utilizzando quello che il web, che la tecnologia può dare a disposizione, la possibilità di integrare la propria performance con elementi che sono pensati proprio scenograficamente per vivere sul web, no? Questo non avremmo mai potuto pensare prima, no? Adesso l'abbiamo qualcuno l'ha fatto anche molto bene. Probabilmente servono anche tanti soldi per poterlo fare bene, però sapete, cioè, se pensiamo alla tecnologia che qualche volta è nemica all'uomo, come la natura, anche la tecnologia ha permesso nel tempo di poter veicolare la musica, per esempio, a tutti quanti in maniera indistinta e distribuibile a tutto il mondo, anche se poi questa cosa ha creato altri problemi, perché ovviamente le cose evolvono, no? Però insomma io credo che si potrà utilizzare la tecnologia che abbiamo utilizzato in questo ultimo anno e 3-4 mesi per fare qualcos'altro che sia, ripeto, complementare all'attività dal vivo. Io me lo auguro, però chiaramente urlo affinché si possa riprendere a fare le cose in presenza, magari fare in presenza questa cosa, magari con voi vicino a me, insomma sarebbe stato ancora più bello di quanto non sia già. E quindi, tra l'altro, vabbè, lancio comunque la domanda. Poi terzo libro da regalare. Questa domanda non è per Mario Coppola, sia chiaro. E neanche per Luca Cresta, che hanno già visto due. Con amicizia, Mario. Esatto. Allora, la domanda è questa. In che anno uscì il singolo di John Miles, Music, la cui durata faceva regolarmente sballare la scaletta dell'Hit Parade condotta da Leli Luttazzi? Ci credo. Ora, qualcuno si farà la domanda, ok, il brano si chiama Music, abbiamo parlato di musica e quindi è corretto, no? Ma perché andare a ritirare fuori Leli Luttazzi e l'Hit Parade? Perché nel libro in realtà io parlo moltissimo di un'altra attività che era complementare all'Hit Parade, che era la cosiddetta Skiff Parade. La Skiff Parade era una cosa che andava in radio praticamente in orari più o meno analoghi a quelli in cui andava la Hit Parade, ma aveva un tenore decisamente divertito. E mi ricordo perfettamente di due canzoni che erano diventate, diciamo, le hit della Skiff Parade dell'epoca. Una era I giardini di Kensington, che era la versione cantata da Patti Bravo di un pezzo di Lou Reed, che era no, devo stare zitto, non dico altro. No. C'è Flavio che si sta proprio commuovendo. No, se avete sentito la canzone, cioè i giardini, che raccontava, tra l'altro la cosa bizzarra, di cui parlo nel libro, è che il testo nasce dall'attività di una persona che io poi ho conosciuto dopo anni,
che è Paolo Dossena, che è stato quello, vede che poi tutto gira attorno, è pazzesco, che ci ha fatto nascere, diciamo, artisticamente Aldo e me come Transcendental, che è stata la stura poi per fare il bagno turco. Il bagno turco, cioè, certo. quindi è tutto collegato. No? Il pezzo era Walking on the White Side, ok? L'altra canzone invece era un pezzo di Battiato, poraccio, che era il lato B del suo primo disco 45 ufficiale. Il 45 lato A era La Convenzione e il lato B era Paranoia. Capolavoro. Cioè io spero che voi possiate recuperarlo perché era un capolavoro. Comunque insomma sono stati i due singoli che mi hanno segnato in qualche modo e di cui parlo appunto non ricordo in quale giorno, insomma. Vabbè, comunque è arrivata c'è stata una risposta. Vediamo la risposta. Aspetta, dai, sì, e ha vinto. E ha vinto Arg. Lisa Bernardini vince con l'anno, il 1976, che è un anno importante perché sono successe tante cose nel 76 in effetti. Comunque insomma sì, ma vi ricordate il pezzo Music? Era un pezzo che durava quasi 6 minuti, cioè in quell'epoca comunque non esattamente radiofonico, no, insomma. E non potevi tagliarlo, questa è la cosa assurda, perché era fatto in maniera tale che cioè, era il classico pain in the ass, come dicono gli inglesi, no? Per il disc jockey, perché non potevano tagliarlo, non c'era, cioè, potevano forse magari parlarci sopra, però insomma. Era come il famoso caso della canzone dei Queen, quella Bohemian Rhapsody, che non poteva essere passata in radio perché durava un'eternità. Infatti. Uno dei casi. Senti, io ne approfitto, no, perché l'ha raccontato Pivio a me, anzi a noi in privato, però è troppo carino, ci dà anche la possibilità di lanciare quello che sarà un nostro speciale che faremo domenica su Soundtrack City, ovvero uno speciale dedicato a Demetrio Stratos, e in particolare, visto che tu parli del 76, io parlo del 79, quando c'è stato il concerto dedicato, insomma, che doveva essere per raccogliere i fondi, ma che purtroppo poi non servì perché lui morì il giorno prima. Ecco, tu mi hai raccontato una cosa dove interverrà peraltro Renato Marengo, che stava lì, e Carlo Siliotto, che erano presenti proprio, uno come artista, l'altro come giornalista della RAI. Ma tu mi hai raccontato un bellissimo aneddoto a proposito di un concerto degli Area di Demetrio Stratos che tu avevi visto non so quanto tempo prima. Sì, che tra l'altro non ricordo se anche quello, forse anche quello è citato nel libro. Mi sa di sì che quantomeno tra le righe in qualche modo se ne parla, magari non in maniera esplicita. Vabbè, il ricordo... allora, diciamo che il mondo si divide tra chi ama Demetrio Stratos e chi ama Demetrio Stratos. Io amo Demetrio Stratos e amo gli Area. Sono stati punto riferimento fortissimo culturale per me. Se pensate appunto ai Transcendental, in qualche modo lì un po' di Area, soprattutto del primo disco, in maniera magari traslata, però ci sono. Comunque insomma l'aneddoto è questo: purtroppo Demetrio ci ha lasciato e dopo un po' di tempo gli Area, quelli che sono rimasti diciamo dopo la sua dipartita, hanno cercato di recuperare il palco e si sono presentati in una nuova formazione, ovviamente senza voce, no? Cioè perché era impossibble sostituire. Quindi dopo il 1979 stiamo parlando. Stiamo parlando credo del 1980-81, non ricordo più o meno. Vabbè, insomma, viene fatto un concerto al Palasport. Il concerto parte con un pianista jazz. Non dico il nome perché non sono convinto che sia lei, ma diciamo che probabilmente è una pianista molto famosa, tra l'altro, che si è presentata con un batterista con un forte handicap, ma che non gli ha, insomma, gli ha permesso comunque di suonare perfettamente. E dopodiché c'è il concerto degli Area.
se vi ricordate, in quegli anni la pubblicità che veniva fatta anche durante i concerti, per magari concerti successivi, era fatta con il famoso ciclostilato, no? Che veniva utilizzato sia per veicolare idee clandestine politiche, ma anche per veicolare i concerti. E avevo questo foglio, in cui non mi ricordo di che concerto si parlasse, e ho fatto un aeroplanino abbastanza incasinato, perché non quello lungo che tu lo lanci, va dritto, fa chilometri, insomma, se sei bravo. Il mio faceva un sacco di arzigogoli. Come l'ingegnere che in te è uscito fuori. Sì, l'incasinato che c'è in me, insomma. E faccio questo aeroplano, però era venuto bene, e lo lancio durante l'esibizione. E vabbè, la faccio breve. Praticamente questa cosa qui è stata poi emulata da altri che dopo poco hanno iniziato a fare anche loro il loro aeroplanino, e nel giro di pochissimo tempo, durante il concerto, tutto il palasport era invaso di aeroplanini. E io trovo quel concerto, a parte che ovviamente emozionalmente era un concerto straziante, no? Cioè bellissimo ma straziante. Devo dire che questa coreografia, di nuovo, a mia insaputa, è stata notevole. Io lo ricordo veramente in maniera molto lirica, molto toccante. Forse anche da questo avvenimento qui nasce la famosa battuta del gladiatore: al suo segnale scatenate l'inferno, cioè al segnale dell'aeroplanino di Pivio ha scatenato l'inferno nel concerto di altri aeroplanini. Il paradiso, dai, perché l'inferno? Posso aggiungere un aneddoto? Certo. Probabilmente, forse anche Pivio rappresenta quel concerto. Io parlo di un concerto degli Aria con il grande Demetrio. Mi ricordo che lo fece in un teatro, in questo momento non ricordo in quale teatro, ma un teatro che non era solito ospitare concerti, diciamo, di musica rock, jazz, insomma, musica insomma, di massa. E ricordo comunque la cosa... A Genova o a Roma? Dove? A Genova. Parliamo di Genova e parliamo di un periodo che direi addirittura prima del 77, perché io ho iniziato a scrivere nel 77 e all'epoca ancora non scrivevo, quindi ero comunque un ragazzino. Ricordo di questo concerto a Genova, in cui, a proposito di quei discorsi che faceva Pivio poco fa sull'importanza del silenzio, ricordo una scena che proprio, quelle scene di concerti che rimangono impresse per tutta la vita, un silenzio improvviso durante la canzone che si chiamava La mela di Odessa, durante la quale Demetrio Stratos prendeva una mela e lentamente la sganocchiava, con il pubblico che era ammutolito, e assistere a questa scena veramente scioccante per come eravamo abituati a vedere i concerti, e credo che ancora oggi una situazione del genere provocherebbe lo stesso tipo di reazione, insomma. Ecco, guarda, se è il concerto che penso io, e potrebbe esserlo, potrebbe essere un concerto fatto all'Alcione, in cui c'erano anche altri due gruppi. Non era quello? No, non era l'Alcione, no, perché ho detto, mi ricordo che non era il solito teatro dove facevano gli spettacoli all'epoca. Vabbè, no, perché ne hanno fatto uno all'Alcione, anche lì pazzesco. Era nel centro storico, ma qui adesso ci dilunghiamo da genovesi al ricordo dei luoghi della musica, che forse non è parte di questo collegamento di oggi. Non è vero, sai, nel libro io parlo molto dell'Alcione come simbolo. Allora, per chi non conoscesse cos'è l'Alcione, l'Alcione è stato un teatro fondamentale a Genova. Da lì sono passati tutti, e quando dico tutti mi riferisco ovviamente al periodo degli anni 70, dai Genesis agli Emerson, Lake and Palmer ai Van der Graaf Generator, ai Gentle Giant, cioè, vabbè, quel mondo lì. Tutti. Tim Crimson stessi, tutti. Ok. Soft Machine. Poi quel teatro, che peraltro era, diciamo, stato tutto disegnato da Luzzati, Emanuele Luzzati, premio Oscar, tra l'altro. A un certo punto perderà la sua dignità di teatro e diventerà, nei passi vari, dapprima mi sembra un supermercato, poi un parking e alla fine un ricettacolo di bagache, nel vero senso della parola. Ecco. E adesso non c'è più niente.
Vabbè. Questo non in questo ordine in realtà, diventò prima, facevano spettacoli a luce rossa, lo so perché mi mandarono per lavoro, quindi pensa che lavoro entusiasmante in quell'epoca. Sì. Vabbè, sì, comunque insomma il concetto è chiaro, no? Fino alla distruzione totale, adesso non c'è più niente, no? Ok, questo però è il simbolo di come i simboli fondamentali su cui si basa anche la nostra cultura vengono trattati in questa povera patria, e quindi mi riallaccio al primo pezzo, insomma, no? Cioè, e se vi raccontassi, cosa che racconto nel libro, le vicende poi legate proprio a Emanuele Luttazzi e come è stato poi trattato dalla città a cui ha dato tanto onore, insomma, la lacrimuccia scenderebbe pesantemente. Il problema è che posso parlare di Emanuele Luttazzi, ma potrei parlare di chissà quante altre artisti. Luzzati, scusate, sì. Parlavo prima di Luzzati, di chissà quanti altri artisti genovesi e non che sono stati dimenticati nel corso di questi anni, e di quanti hanno vissuto invece malissimo la pandemia perché avevano come unica possibilità di sostentarsi il fatto di poter suonare dal vivo, venendo a mancare quell'effetto lì, cioè questi hanno fatto veramente la fame. Molti musicisti che io conosco fantastici hanno deciso di fare dell'altro e adesso fanno dell'altro e difficilmente torneranno indietro. Questo è il caso in cui il disastro non è un'opportunità, è semplicemente un disastro. Vabbè, ragazzi, questo è sì, infatti si aprirebbe anche un mondo di altre. Sì, ne hai date tante di suggestioni che meriterebbero una risposta, un approfondimento, soprattutto queste qui di ambito professionale, lavorativo, di tutto il settore del comparto della musica, ma in generale dello spettacolo dal vivo. Io penso che ogni artista, ogni lavoratore dello spettacolo in questi 2 anni di domande se ne è fatte tante. Quello che io vedo, Pipio, è il silenzio che c'è intorno a tutto questo, cioè è il silenzio, intendo dire, ahimè, anche parlo dell'opinione pubblica, che non mi sembra molto vicino a questo settore, forse perché c'è la cattiva sensazione che chi fa questo lavoro si diverte, quindi forse non è un lavoro. E questa cosa qui, ragazzi, finché non si abbatte questo stereotipo, secondo me sarà difficile. Quindi speriamo che arrivi un bravo sceneggiatore che rifacciano ai confini della realtà e che per qualche motivo tutta la musica, ma tutta, cioè non è che salviamo. No, non faccio nomi. Che voglia di... Vabbè, allora io ringraziamo Flavio Brighenti, ringraziamo Massimo, ovviamente ringraziamo Pipio. Non diciamo più nulla del libro, se no non se lo compra nessuno, caro Pipio. No, però, anzi, compratelo, perché è un libro sensoriale, da molti punti di vista. Ed è pregno di argomenti incredibili. Quello dei QR è fighissima, come secondo me guarda, aprirà veramente molto interessante. Ma vedi, sì, cioè, non so neanche se è una idea così originale, però mi è venuta in mente, ho detto, vabbè. No, guarda, c'è anzi, funzionalissima, direi. È interattivamente sensoriale, quindi ci sta. Va bene. Ok. Ragazzi, arrivederci a tutti, comprate il libro di Pipio. Voglio rileggere il titolo: Diario di una resistenza musicale, Pegasus Edition. Ciao a tutti, Pipio, grazie. Ciao a voi. Ciao.